Quella che faremo oggi insieme, partendo dall'abside del Duomo di Serravalle fino a metà costa del Monte Marcantone, non è una semplice passeggiata, ma un viaggio a ritroso nel tempo, sulle orme di una grande santa e martire, Santa Augusta. Serravalle e Ceneda un tempo erano due centri di potere distinti. Fu Vittorio Emanuele II ad unirli e fonderli in un unico comune. Però le divisioni rimasero. Basti pensare che Ceneda nel Duomo venera San Tiziano, mentre Serravalle, nella chiesetta a lei dedicata, ha come santa protettrice Santa Augusta. Santa Augusta, con la sua giovane esistenza vissuta nella luce della fede, con purezza d'animo e con carità e generosità verso il prossimo, è divenuta un punto di riferimento per quanti hanno conosciuto la sua storia e vengono qui ad invocarla. La vita della santa ci viene tramandata da una tradizione orale che si è arricchita di particolari durante il Medioevo e di cui è difficile ritrovare una concretezza storica, ma se è pur vero che non ci sono documenti scritti, è altresì vero che le ossa della santa sono state ritrovate e che molti fatti riportati dalla tradizione sono rilevabili storicamente. Di sicuro l'energia di questo personaggio è data in primis dal suo messaggio di fede e secondo dal suo martirio. Ella fu infatti la prima martire di questi luoghi. La breve vicenda terrena di Santa Augusta si svolge sul monte Marcantone, quando l'impero romano stava per tramontare e i barbari dal nord Europa e dall'Asia scendevano verso il Mediterraneo alla ricerca di terre più fertili e più ospitali. Nel 402 Alarico, re dei Visigoti, scese in Italia proprio con l'intento di arrivare fino a Roma. Invase Venezia e naturalmente si impadronì anche di Ceneda. È tradizione che in questa circostanza egli abbia insediato lungo la fortezza di Serravalle uno dei suoi capitani migliori. Questo perché Serravalle, che chiude la valle, era considerato un punto strategico e per lui lo era sicuramente un punto di passaggio e quindi per lasciarsi il via libera verso i valichi alpini in caso di ritirata. Narra la leggenda che Matrucco, una volta arrivato a Serravalle, si insediò in una fortezza, in uno sperone sul monte Marcantone. Egli, seguendo le tradizioni barbare del popolo cui apparteneva, praticava il culto di Odino e proprio per questo, in conseguenza di questo, perseguitava i cristiani. Era una persona, Matrucco, gretta, sicuramente un barbaro e avido di ricchezza e di potere. Quindi una delle prime cose che fece fu darsi il titolo di re. Era l'anno 410 quando la sposa di Matrucco dà il lieto evento, attende un figlio, ma la gioia del re dura ben poco perché subito il parto si preannuncia essere molto difficile e la sua gioia si trasforma in disperazione. Gli va incontro un amico residente al castello di Piai a Fregona, qua vicino, e si fa avanti per ospitare la giovane moglie del re e darle tutte le cure che in quegli anni si potevano immaginare. Si sarebbe occupata di lei, infatti, la governante del castello, Cita. Tra le due donne nacque subito una tenera amicizia. Cita era devota alla sua signora e nel momento stesso in cui la sposa di Matrucco si rese conto che non sarebbe riuscita a sopravvivere al parto, decise di affidare alle cure di Cita la creatura che stava per nascere. Matrucco, per lenire il dolore causato dalla perdita dell'amata moglie, riversa tutto il suo affetto sulla figlia. La chiama Augusta, a presagio di un futuro luminoso, e l'affida alle cure di Cita. Fu proprio la nutrice, con il passare degli anni, man mano che Augusta cresceva, ad allontanarla dalle usanze barbare, dal culto di Odino, per avvicinarla pian piano alla religione cristiana. La leggenda narra che in un anfratto nel monte Marcantone vivesse un eremita, dedito alla religione cristiana. Un giorno, di nascosto, Cita portò Augusta dall'eremita. Augusta ne rimase estasiata, ci ritornò altre volte e fu battezzata dallo stesso. Da quel momento Augusta abbracciò convinta la religione cristiana.
Cominciò a frequentare la comunità di Serravalle, ad entrare nelle case dei cristiani. La leggenda a questo punto ci narra un episodio che molti definiscono il primo miracolo di Santa Augusta. Augusta era solita raccogliere alla fine del pranzo o della cena tutto il pane che era avanzato nella mensa e, secondo i dettami della fede cristiana, dava il di più ai poveri. Un giorno, come aveva fatto in molte altre occasioni, Augusta interrompe le sue occupazioni, si riempie il grembiule di pane e corre giù per questo sentiero che porta a Serravalle. Ma quando ecco che più o meno in questo punto incontra il padre che stava percorrendo la strada invece da Serravalle su al suo castello. Il padre a cavallo e un attendente. Il padre subito incontra la giovane e le chiede: cosa porti Augusta in quel grembiule? E lei: fiori di campo, padre. Ma il padre sospettoso chiese ad Augusta di aprire il grembiule. Lei lo aprì e i tozzi di pane si trasformarono effettivamente in fiori di campo. Per Matrucco, Augusta si rivelò ben presto una delusione, una vera e propria spina nel fianco. Non partecipava alle feste mondane, non praticava il culto delle divinità, rifiutava tutti i pretendenti che le venivano proposti per quanto lusinghieri fossero. Il suo tono dimesso, non adatto al suo rango, la sua attenzione verso gli umili, verso i poveri, fecero sorgere nel padre Matrucco un terribile sospetto, che Augusta si fosse avvicinata alla religione dei cristiani. Fu così che Matrucco incaricò il servo più scaltro che aveva di seguire la figlia. Augusta spesso usciva dal castello per intrufolarsi a Serravalle. Il servo la seguì durante una di queste sue discese, la vide entrare in una casa, la vide avvicinarsi ad altre persone, inginocchiarsi davanti ad un altare e pregare. Non c'erano dubbi, Augusta era cristiana. Per Matrucco questa fu una delusione incredibile e tutto il suo amore si tramutò in odio e rancore. Fece chiamare la figlia e cercò di persuaderla a cambiare idea. Ma Augusta aveva il suo stesso carattere, era ostinata, si rifiutò fino ad affermare che sarebbe stata disposta a morire per la religione cristiana. A questo punto al padre non rimaneva altra scelta che farla imprigionare. A questo punto la tradizione ci racconta di Matrucco che più e più volte si recò in prigione dalla figlia cercando di lusingarla per farla desistere dal suo intento. Ma nulla, Augusta era ferma, assolutamente ferma nella sua decisione. A questo punto Matrucco non poté far altro che ricorrere alla tortura. I 3 atti della tortura del padre nei confronti della figlia coincidono col martirio di Augusta. Nel primo atto Matrucco decise di far togliere 2 denti alla figlia nel tentativo appunto di martoriarla. Ma niente, rincontrandola in prigione la trovò ancora molto serena. Decise dunque di far legare mani e piedi la figlia su un mucchio di sterpaglia e di legna e fece accendere il fuoco, ma a quel punto intervenì un angelo che protesse Augusta, sì che il fuoco non le fece alcun male. Decise quindi per il terzo atto della tortura, la ruota. Fece quindi armare una ruota con degli uncini in ferro e ricurvi che al girare della stessa avrebbero lacerato le carni di chi vi fosse legato sopra e vi fece legare Augusta. Ma proprio in quel momento intervenne un altro angelo con una spada che distrusse la macchina infernale e liberò Augusta. Essendosi sparsa la voce di quanto stava accadendo in cima al monte, molta gente si avvicinò per vedere con i propri occhi i miracoli e i prodigi. E di fronte a questi molte persone si convertirono alla religione cristiana. Matrucco a questo punto, se mai fosse stato possibile, si arrabbiò ulteriormente e, ferito enormemente nel suo orgoglio, decise di far decapitare Augusta. Il furore che l'aveva portato a compiere l'orrendo delitto si tramutò ben presto in disperazione, in un profondo dolore. Matrucco prese a percorrere le vie di Serravalle, invocando il nome della figlia e proclamandola innocente. E cita l'amorevole governante che tanto fece per avvicinare Augusta alla religione cristiana. Quale fu il suo destino? Qui la tradizione è molto più sfumata, si sa poco. Alla sua morte, cita, fu sepolta vicino ad Augusta, con la quale condivise l'appellativo di santa prima e poi l'altare.
Nella speranza di lenire il dolore, Matrucco volle che la figlia fosse sepolta su un'urna bellissima. Inoltre ordinò che la storia della sua vita fosse scolpita su pietra. I fedeli del luogo furono assaliti da un terribile dubbio. La paura che l'urna fosse profanata o addirittura trafugata era concreta, per questo decisero di nasconderla accuratamente. Ma la nascosero talmente bene che poi non si ricordarono più il posto dove l'avevano occultata. Il luogo del ritrovamento è circoscritto da una cancellata in ferro battuto con 2 aperture laterali. Queste aperture sono atte ad immettervi il capo e così fanno i fedeli per chiedere la liberazione dal mal di testa. A terra è visibile una piccola urna in pietra che conteneva appunto le reliquie e qui all'esterno c'è la data incisa sulla pietra, la data del ritrovamento che è il 27 marzo del 1450. Fra le 2 colonne i devoti si inchinano e passando sotto chiedono a Sant'Augusta la liberazione dal mal di schiena. Il 22 maggio del 1754 Papa Benedetto XIV approvò solennemente il culto di Sant'Augusta. A Serravalle fu una festa grandissima che durò per 8 giorni, con celebrazioni civili e religiose. Ancora oggi Sant'Augusta è ricordata 2 volte nel calendario. La prima, il 27 di marzo, si ricorda il ritrovamento delle reliquie. La seconda, il 22 agosto, si festeggia l'onomastico e a Vittorio Veneto si fa una grandissima festa, molto cara ai vittoriesi, e si esplodono i famosi foghi di Sant'Augusta.